siamo ritornati in diretta, come preannunciato, spazio all'approfondimento con la CGIL. Parliamo, come detto, di pensioni per i dipendenti pubblici, come funzionano, le novità, e lo facciamo insieme a Sara Pasqualin, della segreteria SPI-CGIL Treviso. Buongiorno, ben ritrovata Sara. E insieme a Lucia Celi, responsabile pubblico impiego patronato INCA. Buongiorno. Ben ritrovata. Questo il tema. Da casa potete intervenire in diretta, tra poco comparirà in sovrimpressione il numero, eccolo qua, 0422 16 28 332, per intervenire e fare domande alle nostre ospiti sul tema. E allora iniziamo subito, Lucia, a parlare di pensioni, come funzionano, se ci sono novità per il 2025 e dunque i requisiti necessari. Allora, il sistema pensionistico italiano è un sistema abbastanza complesso. Diciamo che fondamentalmente le tipologie di pensione sono due, la vecchiaia e l'anticipata. Però da questo poi si aprono 1000 particolarità. Quello che è peggio è che 1000 particolarità non sono magari strutturali, ovvero ci sono normative che vengono rinnovate di anno in anno e per le quali non abbiamo la certezza che l'anno successivo ci saranno ancora. Questo genera molta incertezza nelle persone e a volte genera anche, porta le persone a fare delle scelte che magari non sono le più ottimali per il proprio futuro. Allora diciamo che a grandi linee abbiamo una pensione anticipata che le donne conseguono dopo 41 anni e 10 mesi di contribuzione, e una finestra che nel privato e nella Cassa Stato può essere di 3 mesi, mentre nell'ente locale dalla finanziaria dell'anno scorso le finestre sono state modificate e diciamo peggiorate nel loro caso. Tant'è che le finestre sono diventate da 3 mesi, sono passate a 4 mesi e poi andremo a 5 mesi di finestra, 5 mesi, 7 mesi nel 27, dopodiché arriveremo anche a finestre di 9 mesi, mentre quelle dei dipendenti privati e della Cassa Stato resteranno ferme a 3 mesi. Gli uomini hanno lo stesso meccanismo, ma il requisito da raggiungere per gli uomini è di 42 anni e 10 mesi. A questo si può aggiungere la pensione precoce che uomini e donne possono acquisire con i 41 anni di contributi, più la finestra ovviamente, ma oltre ad avere il requisito dei precoci, che sarebbe avere un anno di contribuzione prima del compimento del 19° anno di età, devono anche appartenere alla categoria dei lavori usuranti, dei lavoratori gravosi, o essere invalidi o assistere persone invalide in situazioni di handicap, di gravità conviventi. Sono dei requisiti molto peculiari che vanno analizzati ovviamente persona per persona, perché la verifica dell'accesso alla pensione è una cosa molto personale. Una persona può avere anche più opportunità, perché per dire esistono anche le pensioni con le quote, solo che andiamo con gli anni assistendo alla tendenza nell'inasprire le norme a portare le persone ad andare sempre più vicini alla vecchiaia. Faccio un esempio: mentre prima una quota che poteva essere una quota 100, 102, aveva il solo limite di impedirti di lavorare per un determinato periodo dopo l'accesso alla pensione, adesso la quota 103 è una quota che ha un calcolo puramente contributivo. E allora un calcolo puramente contributivo generalmente è penalizzante e diventa poco interessante, voglio dire, anche perché, faccio un esempio, per una donna, 41 anni con la quota 103, aspetto 10 mesi, ho i miei 41 e 10, ho il mio calcolo misto, voglio dire, no? Adesso come adesso un calcolo contributivo decurta la pensione, ripeto, sto parlando a grandi linee, perché a volte in alcuni rari casi il calcolo contributivo è anche più vantaggioso, ma generalmente riduce la pensione tra un 25 e un 30% e che la rende meno interessante. Lo stesso vale per l'opzione donna, anche l'opzione donna che comunque prevede un calcolo contributivo. Diciamo che l'opzione donna era una facoltà per le donne di scegliere, avendo il requisito dei almeno 35 anni effettivi, di scegliere anche di avere una pensione più bassa e di uscire con un'età che col tempo è andata aumentando dai 57 ai 58 anni, adesso siamo anche ai 60, no? Però anche all'opzione donna, che
che parte da sempre con un calcolo contributivo, sono stati agganciati dei requisiti personali, ovvero se non sei invalida l'opzione donna non la puoi più utilizzare, se non hai la persona da assistere invalida l'opzione donna non la puoi utilizzare. Se sei una inoccupata devi essere inoccupata, aver finito la disoccupazione, essere lasciata a casa da un'azienda in crisi, perciò diciamo che l'opzione donna non è più una pura scelta ma diventa una corsa a ostacoli per poterla richiedere, insomma. Ecco, lei nella sua spiegazione ha esordito dicendo le regole cambiano velocemente, quindi diventa difficile per il lavoratore stare al passo, è difficile per voi insomma stare al passo con tutte queste novità. Per noi è una questione anche di professionalità, dobbiamo essere sempre aggiornati, però è difficile, per esempio, faccio un esempio, un'app sociale. L'app sociale sarebbe un anticipo pensionistico che permette alle persone di avere un accompagnamento alla pensione di vecchiaia, no? A quest'anno si parte dai 63 anni e 5 mesi e ti accompagna fino ai 67 quando chiedi la pensione di vecchiaia. Il problema è che viene rinnovata di finanziaria in finanziaria, perciò non abbiamo la certezza, così come l'opzione donna o la quota 103, che l'anno prossimo questa possibilità ci sia ancora, perché in finanziaria stabiliscono se rinnovare, se dedicare parte della spesa a queste normative o meno. Perciò non sono normative strutturali. Ecco. Sara, siamo a luglio, mese dell'erogazione della 14ª per i pensionati. Sì, i pensionati hanno già raggiunto la pensione, quindi loro fortunatamente i calcoli gliel'hanno già fatti. Sì, volevamo dare questa notizia perché è arrivata ai primi di luglio, ovviamente. Noi siamo usciti a giugno, verso metà giugno, come sindacato pensionati con un comunicato dando appunto l'indicazione: guardate che a luglio riceverete, chi appunto rientrava in determinati requisiti riceverà la 14ª. È una boccata d'ossigeno per i pensionati, soprattutto per quelli che hanno magari pensioni un po' più basse per NX motivi, nel senso che magari hanno avuto calcoli particolari, hanno avuto lavoro dipendente con contributi versati di un certo livello, insomma. Quindi in realtà ben venga questa boccata d'ossigeno, soprattutto a luglio quando le temperature sono ancora abbastanza hot e dove abbiamo l'impressione, continuiamo anche a dirlo, che ci sarà veramente un aumento, un ricaro di quelle che saranno le spese, oltre al carrello della spesa che ogni volta che veniamo qui poi ne parliamo, è un argomento ormai che trattiamo in ogni occasione, però anche a livello dei costi delle bollette e quant'altro, perché l'energia sta risalendo, il gas sta risalendo, quindi in realtà questi importi che variano per la 14ª dei pensionati dai 336 euro ai 655 euro, mi viene da dire, gli danno sì una liquidità per il mese di luglio, ma sono già spesi di fatto, nel senso che avranno questa modalità qua. In realtà la platea a livello Veneto, noi saranno più o meno sui 200.000 i beneficiari, quindi vi chiediamo, utilizziamo anche questo strumento della televisione per a tutti i pensionati: fate una verifica se l'avete ricevuta, se è da verificare vi aspettiamo nei nostri uffici, che così facciamo eventualmente i controlli necessari. So che è poco, ogni cosa che arriva sembra che venga centellinato, nel senso che sono operazioni che vengono fatte più in apparenza che in sostanza, perché anche la partita della 14ª noi ogni anno, verso fine anno, ribadiamo a questo governo che forse bisogna ampliare un po' la platea, che bisogna venire incontro. I pensionati, ricordiamocelo, in Italia sono tra virgolette tassati, nel senso che la pensione che ricevono i pensionati sono lordi, entrano nel meccanismo del pagamento dell'IRPEF come i lavoratori dipendenti e quant'altro, quindi forse una rivalutazione di quello che è effettivamente il valore effettivo del reddito del pensionato andrebbe fatto in una maniera più complessiva, piuttosto che con operazioni del genere che gli danno questi pochi euro che arrivano in tasca e che arrivano così ogni tanto a seconda della modalità del governo di provare a recuperare indicazioni che ci stanno dicendo che
Il nostro è un paese nella quale la tassazione continua a salire, nella quale le persone che hanno redditi sempre più bassi, perché anche molti dati, tra cui il rapporto dell'INPS, insomma, che è uscito qua a luglio, dice che si stanno stringendo sempre di più le fasce delle persone medio-alte, nel senso che rischiano di impoverirsi quelli che una volta vivevano abbastanza tranquilli, rischiano di arricchirsi invece una parte molto ristretta della popolazione, e in questo meccanismo qua pensionati, lavoratori dipendenti si trovano proprio nel mezzo, schiacciati da una tassazione molto elevata rispetto ad altri paesi e da una difficoltà di arrivare a fine mese in alcuni casi, insomma. Quindi l'appello è: fate questa verifica. La notizia ve l'abbiamo data, in realtà è stata già data anche al mese di giugno. Visto che oggi si parlava di pensioni, abbiamo voluto mettere dentro questo meccanismo, anche perché tanti l'hanno ricevuto e magari c'è anche l'opportunità di fare le verifiche opportune, insomma. Ecco, lei ha parlato di platea, di requisiti, significa che non riguarda tutti i pensionati? No, in realtà riguarda solo alcune fasce di reddito che hanno praticamente una volta e mezzo il trattamento minimo, oppure sono su 2 volte il trattamento minimo. Quindi in realtà il trattamento minimo della pensione è la pensione minima, quella che viene data, quindi parliamo attorno a quelle persone che sono tra i 1.000 euro, poco sotto i 1.000 euro e poco sopra i 1.000 euro, i 1.300-1.400 euro. Quindi. Ecco perché è importante che eventualmente si rivolgano a voi per capire se rientrano in questa platea e se anche i calcoli sono corretti, sì. La verifica anche su questo. Poi la cosa interessante, la cosa che stiamo sempre dai dati che vengono fuori è che molti pensionati oggi sono quasi obbligati a continuare a lavorare con altri contratti per arrotondare, perché magari arrivano al traguardo della pensione e si trovano in condizioni che hanno pensioni abbastanza ridotte. E quindi va sempre rifatto il conteggio, perché anche il fatto che uno ha un contratto di collaborazione gli aumenta la fascia di reddito, va poi verificato se nel passare degli anni ci potrebbe essere qualcosa di più sulla pensione o qualche diritto inespresso che magari non è stato verificato, oppure. Quindi noi in realtà l'assistenza che fa lo SPI ai pensionati è proprio di assistenza nel percorso, nel senso che molti arrivano da noi appena andati in pensione e poi ritornano abbastanza, non dico tutti gli anni, però con una frequenza un po', perché comunque la situazione, soprattutto per un pensionato, può cambiare. La situazione un po' dal punto di vista della salute, perché purtroppo sono in fasce anagrafiche, anche oggi andiamo sempre più in là, anche nel momento in cui una persona accede alla pensione, che magari arriva con l'età più avanzata rispetto a un passato. Poi sappiamo che i problemi di salute oggi riguardano non solo i pensionati, ma riguardano anche tutte le generazioni precedenti. Quindi in realtà un po' per sapere quelli che sono i loro diritti, un po' per capire quelle che sono le agevolazioni che ci possono essere, un po' per riverificare anche appunto il conteggio della pensione, che mal non fa, perché avere qualcosina in più gli serve ai pensionati come gli serve ad ogni lavoratore e lavoratrice del nostro paese. Noi chiediamo appunto la disponibilità dello SPI, è nelle sedi tutti i giorni a disposizione di queste persone, insomma. Ci sono invece delle novità per quanto riguarda i dipendenti della scuola sul fronte pensioni, con una campagna che prende il via. Mi aggancio un attimo a quello che diceva Sara, perché possiamo anche dire che in questo periodo sono stati rinnovati alcuni dei contratti dei dipendenti pubblici. Pertanto un dipendente pubblico che è andato in pensione, diciamo, tra gennaio del 22 e adesso potrebbe avere diritto a un ricalcolo della pensione e della buonuscita in base ai nuovi parametri contrattuali, perché nel settore pubblico la parte di attività lavorativa fino al 92 è strettamente agganciata all'ultimo periodo di lavoro, ultimo mese, ultimo miglio. Se l'ultimo miglio cambia per rinnovo contrattuale, cambia anche la mia pensione. Possiamo dire che nella pensione potrebbe esserci una differenza di 20 euro al mese, magari uno è anche abbastanza irrisoria, ma comunque interessante. Sulla buona uscita un rinnovo contrattuale può portare un beneficio anche di 2-3 mila euro.
Ci tengo a specificare che l'INPS lo fa d'ufficio, ma lo fa d'ufficio con i tempi che ha, ovvero dà la priorità ai pensionandi e non ai ricalcoli pensione. Per di più l'INPS può ricalcolare la pensione solo nel momento in cui la ex amministrazione di appartenenza ha aggiornato in password appunto l'ultimo miglio, che serve per calcolare buona uscita e pensione. Perciò noi come ufficio abbiamo una persona preposta a questo che accoglie le persone, controlla, verifica e prepara le istanze. Le istanze vengono inoltrate all'ex amministrazione appartenenza e all'INPS, di modo che si mette in moto un meccanismo che accorcia notevolmente i tempi di ricalcolo. Certo, importantissima questa cosa. Ciò detto, allora iniziamo con la campagna, abbiamo già iniziato con la campagna Scuola 2026, perché i dipendenti della scuola sono tenuti a decidere del proprio futuro un anno prima rispetto all'accesso alla pensione. Diciamo che da settembre di quest'anno si possono inoltrare le domande di pensione con decorrenza 1° settembre dell'anno prossimo, ma la cosa più importante da tenere in considerazione è che i dipendenti della scuola hanno la possibilità di comunicare la loro volontà, che è indispensabile per poter accedere alla pensione, di comunicare al Ministero dell'Istruzione la volontà di accedere alla pensione tramite le procedure online e in un lasco di tempo molto breve, di solito di 20 giorni, periodo lasco di tempo che noi ancora non conosciamo bene, perché siamo sempre qui che aspettiamo la circolare del MIUR che dovrebbe uscire a fine settembre più o meno e dettare le regole delle dimissioni. Faccio un esempio. In finanziaria, nell'ultima finanziaria, è stata di colpo tolta quella che era l'età per i raggiunti limiti di età, ovvero una donna che avesse i 41 anni e 10 mesi di contributi o un uomo i 42 anni e 10 mesi di contributi dipendente pubblico, all'età di 65 anni veniva dispensato d'ufficio dalla propria amministrazione. Quest'anno in finanziaria è stato tolto questo limite ordinamentale ed è stato apparificato, diciamo, all'età della vecchiaia. Pertanto le dimissioni della scuola che l'anno scorso non abbiamo potuto fare perché sarebbero stati dispensati, abbiamo dovuto procedere con procedure cartacee a febbraio di quest'anno, per dire. Pertanto la circolare del MIUR che uscirà a fine settembre detta le regole in base alle normative attuali. Se poi in finanziaria le normative vengono modificate, bisogna in qualche modo correre ai ripari. Allora, per la scuola i requisiti sono quelli dei lavoratori, come dicevamo prima, uomini 42 anni e 10 mesi, maturati entro dicembre si può accedere a settembre, donne 41 anni e 10 mesi si maturano a dicembre e si può andare sempre a settembre, entro dicembre si va a settembre. Lo stesso vale per la pensione di vecchiaia, che richiede un requisito minimo di almeno 20 anni di contribuzione. Questi 20 anni si possono maturare entro dicembre e anche l'età anagrafica dei 67 anni si può maturare entro fine dicembre e si può comunque a domanda accedere a pensione il 1° di settembre. Se questo requisito dei 67 anni e 20 anni di contributi invece viene maturato entro la fine dell'anno scolastico, entro il 31 agosto, allora scatta la dispensa d'ufficio, ovvero non devi fare le dimissioni, è la scuola stessa, il ministero stesso che ti manda la letterina tramite la scuola e ti dice: guarda, hai raggiunto i limiti di età, è stato un piacere, ma devi stare a casa. Un po' il meccanismo nella scuola è questo, ok? Assieme a queste due tipologie di pensione, anche per la scuola ci sono 1000 particolarità. Ci sono anche tipologie di pensione poco conosciute, tipo il computo in gestione separata, che permette alle persone che hanno anche una posizione in gestione separata di accedere alla pensione a 64 anni. Qui bisogna rispettare dei requisiti minimi, i 64 anni, i 20 anni di contributi e poi c'è un importo minimo da raggiungere che, diciamo, viene modificato, è sempre stato intorno ai 1.600 euro, se hai dei figli può ridursi e portarsi anche intorno ai 1.500 euro. Quando parlo di importo minimo non voglio dire che ti danno un minimo 1.500 euro, voglio dire che se nel calcolo della mia pensione raggiungo questo importo posso andare in pensione, se non lo raggiungo non posso accedere alla pensione.
Questa norma è stata anche oggetto di rettifica, perché dall'anno scorso è stato introdotto ai noi anche un limite massimo, ovvero se una pensione di questa tipologia supera i 3.000 euro viene erogato comunque un massimo di 3.000 euro mensile fino ai 67 anni di età. Perciò capiamo che la normativa previdenziale in Italia è molto complessa, è un vestito su misura, vorrei dire, e perciò le persone devono passare, non dare mai niente per scontato, ma passare e farsi fare una verifica e un controllo di quali possono essere le opportunità appunto di accedere alla pensione. Ecco, infatti vediamo sul vostro sito l'invito a fissare un appuntamento per avere proprio una consulenza appropriata, sartoriale, come diceva lei. Sì, la consulenza è proprio un abito su misura, c'è poco da fare perché ci possono essere 1000 variabili legate alla tipologia di lavoro, ai redditi percepiti e alle mansioni svolte dalle persone, ecco. Quindi è importante insomma fare l'analisi della propria situazione per poi capire se e come si potrà andare in pensione. Abbiamo parlato di pensionati, in questo particolar modo del settore pubblico, però Sara, vorrei chiederle qual è la situazione dei pensionati oggi. Spesso sentiamo storie di pensionati in difficoltà, non solo a fare la spesa ma a pagarsi le visite mediche. Questo forse è l'emblema della situazione che vivono i pensionati oggi in Italia, in Veneto e nella Marca Trevigiana. Sì, la partita della sanità magari poi la lasciamo anche nello specifico, perché comunque è un tema sentito da tutti quanti, da tutta la platea, insomma. I pensionati è ovvio che forse a differenza di altri il tempo per i pensionati è sempre, uno immagina, più ridotto, e quindi se la visita non riescono a farmela in tempi brevi, uno, se ha l'opportunità, ovviamente va sull'ambito privato, fermo restando che uno abbia l'opportunità, perché a volte, spesso, per non disturbare viene avviata la modalità che è meglio che non faccio la visita, non faccio i controlli e non mi curo. Quindi poi magari in realtà su questa cosa qua ci ritorniamo, anche perché è molto sentita dalle persone anche che si rivolgono alle nostre sedi. Fare una fotografia di come stanno i pensionati è sempre un po' complicato, nel senso che ci aiutano i dati a dare un insieme delle condizioni di vita del pensionato, fermo restando che io parto sempre dall'analisi che ha fatto l'INPS qui a metà luglio di quest'anno e che guarda un po' la chiusura sul 2024, che ci sono due segnali che secondo me non dobbiamo sottovalutare. Il primo segnale è dettato dal fatto che è ripartita di gran lunga anche l'emigrazione dei pensionati fuori all'estero. Una partita che noi, quando facciamo le assemblee, le abbiamo fatte per la questione dei referendum, si diceva ci sono tanti giovani che studiano nel nostro paese e poi vanno fuori all'estero a portare le loro competenze perché non trovano collocazione, non trovano un lavoro dignitoso nel nostro paese, hanno altre esigenze. La cosa è che i dati ci dicono che anche i pensionati si stanno spostando, tanto che nell'ultimo decennio è quasi triplicato il dato di un pensionato che rinuncia, tra virgolette, alla sua abitazione, alla sua radice, mi viene da dire, perché hanno magari vissuto una vita qua, sono cresciuti qua e quindi si entrano nel mondo della pensione e stanno andando fuori principalmente in altri paesi dell'Europa. Quindi abbiamo la Spagna, abbiamo il Portogallo, ma abbiamo anche nuove realtà che si stanno affacciando, quali, oltre ovviamente Svizzera e Germania, ma abbiamo anche la Tunisia, l'Albania. Ci sono nuovi stati che si propongono per tenere, tra virgolette, i nostri pensionati. Dico si propongono perché il pensionato di fatto non è un attivo produttivo, però prendendo la pensione in Italia e pagando le spese in un altro paese perché magari una tassazione più bassa, un costo della vita inferiore, è come se l'Italia erogasse soldi al di fuori senza averne un ritorno nel proprio territorio. Quindi in realtà questo è un dato che secondo me
bisogna elaborarlo, non spaventarsi, ma bisogna tentare di ragionarci anche in futuro e questo vuol dire che tutto sommato quello che noi diciamo, quello che noi pensiamo che tanti stanno nei territori per la famiglia, siccome le famiglie si spostano anche i pensionati, qua rischiamo che non solo da una parte abbiamo i giovani che vanno da un'altra parte, ma dall'altra parte anche, tra virgolette, i vecchi, gli anziani, quelli che comunque contribuiscono alle risorse del paese. Dall'altra parte... Scusi se la interrompo, anche nella Marca si nota questa tendenza, cioè una tendenza trasversale che riguarda anche il nostro territorio, sì, quindi? In realtà diciamo che è un po' generale, però il nord d'Italia sta andando in quella direzione, viceversa rispetto a un sud che forse è più legato alle radici del territorio, ma è un po' anche questione culturale questa cosa qua. Io ho visto il report che ha fatto l'INPS e partiamo da qui, certo. Quindi in realtà loro lo segnalano, come segnalano l'altra cosa che appunto che anche l'accesso delle donne, perché con l'aumento dell'anagrafica c'è anche un aumento tra virgolette delle pensioni delle donne che però hanno un problema rispetto agli uomini, soprattutto nei nostri anni, per i quali tante donne sono andate con pensioni basse, nel senso che sì, vivono di più rispetto agli uomini e quindi hanno poi magari anche con Lucia, lei spiegherà bene il meccanismo della reversibilità e queste cose qua che si attiva, però è anche vero che ad oggi una donna ha valori pensionistici più bassi per un po' la sua storia anche professionale, nel senso che avendo avuto maternità, certo, avendo avuto tutto quello che ci sta dietro e avendo avuto un problema che noi come CGIL continuiamo ad affrontare, c'è una differenza salariale, certo, tra il lavoro femminile e il lavoro maschile. Quindi in realtà questi sono i due fatti che emergono. Fermo restando che poi, come dicevo prima, i pensionati ad oggi si trovano in una condizione che se hanno pensioni dignitose comunque hanno una loro stabilità economica, ma hanno dall'altra parte la famiglia che si trova in condizioni a volte di ricorrere al pensionato come bancomat, nel senso come esigenze di coperture economiche, e poi dall'altra parte la partita dei costi della vita, che è una partita che riguarda tutti quanti, ma che riguarda in primis anche i pensionati. La cosa strana che vediamo anche con le persone che arrivano con noi, che quelli che hanno due pensioni rischiano anche si trova meglio una persona che ha una pensione, titolare di una pensione che vive da sola, rispetto a due pensionati che magari sono titolari entrambi di una pensione e che devono convivere assieme. Cioè si crea anche questo loop assurdo per il quale sì, forse dobbiamo un po' ristrutturare tutto il sistema. Poi abbiamo un altro grossissimo problema sulle pensioni, che è quello dettato dal famoso, se dobbiamo fare un'immagine, una volta c'era una grossa base di lavoratori attivi che versavano i contributi, oggi ci troviamo, noi usiamo l'immagine di una damigiana perché è una base solida di persone attive che lavorano, è una base un po' più fina, una cima un po' più fina dove ci sono i pensionati che ricevono la pensione. Questa cosa qua si sta trasformando per i meccanismi che dicevamo prima. Ci sono meno attivi che contribuiscono alla banca dell'INPS e dall'altra parte stanno aumentando la fascia dei pensionati che recepiscono la pensione, tanto che appunto che nell'indagine una delle spese pubbliche più alte che ad oggi il nostro paese è proprio dettato dal pagamento delle pensioni, che si aggira attorno ai 355 miliardi di euro all'anno. Quindi capiamoci che in questo meccanismo qua la CGIL, che ha sempre un occhio attento al presente ma soprattutto anche al futuro di questo paese, dice attenzione, bisogna che arriviamo in una situazione in cui l'INPS venga anche messo in sicurezza, perché se questa è la modalità rischiamo veramente, parliamoci tra di noi donne, che andremo in pensione con pensioni più basse rispetto a quelle ad oggi e con un INPS che avrà difficoltà anche ad erogarle se questa è la modalità in cui il paese va. Quindi in realtà i pensionati
stanno bene a patto che hanno avuto una vita lavorativa che gli ha permesso di raggiungere una pensione dignitosa, non stanno bene nel sistema sociale, dopo magari, anzi facciamo già forse una battuta, abbiamo un po' di tempo, giusto? Sì, allora facciamo così, se la tenga a memoria, ho la pubblicità, ecco, bravissima Sara, ormai espertissima, allora vado in pubblicità e poi approfondiamo questo aspetto di come il pensionato nel sistema sociale fatichi e quindi probabilmente anche per questo guardi ad altri paesi, con un focus poi sulla sanità, e poi continuiamo a parlare anche con Lucia. Pubblicità tra pochissimo. Siamo tornati in diretta con l'approfondimento della CGIL, stiamo parlando di pensioni con un focus sul settore pubblico ma non solo. Con Sara Pasqualini abbiamo fatto anche una fotografia dello stato di salute dei pensionati oggi in Italia, allacciandosi all'analisi INPS, pensionati che guardano anche all'estero, lo fanno i giovani ma lo fanno anche i pensionati per una vita più dignitosa. Diceva Sara, i pensionati stanno bene se hanno avuto una vita lavorativa che permetta loro di avere pensioni dignitose, ma faticano nel nostro sistema sociale e nel nostro welfare. Si parlava di sanità, insomma è una situazione che va analizzata a 360 gradi. Sì, perché la partita della salute c'entra sia da un punto di vista di assistenza sanitaria, quella che conosciamo, quella che un po' accennavo prima, il fatto di fare delle visite, il fatto di avere dei problemi di salute, quindi di rivolgersi agli ospedali, al pubblico, e chi non riesce a trovare risposta nel pubblico ovviamente di andare nel campo privato. Però in realtà i termini assistenziali in Italia sono dettati anche da tutta un'altra serie di fattori, nel senso che magari possono essere questioni di invalidità, trattamenti assistenziali di un certo tipo a seconda di quelle che sono appunto le condizioni delle persone. Il problema di questa partita sociale noi come SPI la affrontiamo molto nello sportello sociale, perché cerchiamo di mettere a disposizione delle persone che si rivolgono a noi tutte le informazioni e tutti quelli che sono i bonus, i servizi che vengono fatti dai comuni piuttosto che dalla provincia, piuttosto che dalla regione. Però la cosa che ci rendiamo conto è che veramente è un sistema molto frammentato e spesso e volentieri è anche difficile dare delle indicazioni chiare alla persona, perché la persona che arriva da noi è già in difficoltà e magari si trova con un invalido in casa, si trova con persone che hanno bisogno di assistenza 24 ore al giorno, si trovano con una sanità che da una parte li cura da un punto di vista di fisico, nel senso, ma da un punto di vista magari mentale, oppure da un punto di vista di salute, di un'altra tipologia, è difficile che ci sia assistenza. Cioè all'ospedale arrivi là, c'hai la gamba rotta, te la aggiustano e ti mandano a casa. Probabilmente un anziano che soffre di Alzheimer o quant'altro, insomma è ovvio che loro non possono intervenire in qualche modo, quindi uno o se lo tiene a casa nell'ambito familiare oppure trova le strutture adatte per. In questa situazione, in una situazione in cui si sta molto appaltando la partita sociale a quelle che sono le associazioni di volontariato nel territorio, o piuttosto ai comuni, perché magari con l'assistente sociale si caricano i casi appunto nei comuni, è ovvio che le persone si trovano molto in difficoltà a recepire le informazioni necessarie e soprattutto si trovano in difficoltà ad affrontarle anche le situazioni. Quindi per quello prima dicevo, c'è la partita economica della pensione che è dettata dal tuo percorso lavorativo. Poi c'è la partita assistenziale, che anche lì noi abbiamo un sacco di persone che si rivolgono a noi per fare le domande di invalidità, per fare le domande di tutta una serie di trattamenti assistenziali. E poi abbiamo un sacco di persone che si rivolgono a noi perché veramente hanno condizioni familiari, hanno persone a carico nelle famiglie e non sanno da che parte girarsi. Che poi se è una persona che si prende in carico un altro familiare, vuol dire che la tua vita familiare è modificata, nel senso che sei legato alla salute di quella persona, quindi stai molto in casa.
il fatto che uno sta molto in casa vuol dire che socialmente è inattivo fuori perché magari rischia di perdere l'amicizia con tanti e quant'altro. Quindi è anche qui una cosa che come SPI noi stiamo attenzionando molto con l'osservatorio appunto dello sportello sociale, ma è una cosa che riportiamo anche nei comuni nel momento in cui andiamo a fare la contrattazione sociale, perché ci si sta sempre più rendendo conto che si dirotta ai comuni questi problemi perché sono a conoscenza ovviamente nei territori, ma non gli si danno le risorse per affrontarli. Quindi in realtà anche questa è una, se dobbiamo fare una fotografia d'oggi e una prospettiva del domani, ci preoccupa anche questa cosa. Torneremo tra poco a parlare appunto della situazione dei pensionati. Lucia Celi ha buttato sul tavolo, Sara, la questione pensioni per le donne. Possiamo fare un po' un'analisi? Allora, intanto diciamo che le donne, nel nostro paese alle donne che generalmente viene affidato il servizio di cura dei familiari, figli, genitori anziani, e le donne sacrificano molto spesso la propria vita lavorativa e la propria carriera appunto alla famiglia. Questo porta ad avere pensioni ovviamente più basse rispetto agli uomini, anche perché poi reinserirsi nel mondo del lavoro è un partire da zero ogni volta, perciò si scala sempre questo aumento salariale che è sempre comunque irrisorio rispetto a quello che viene a una carriera lavorativa che può fare un uomo. Però diciamo che per quanto le pensioni attuali possano essere messe in discussione, perché un trattamento minimo comunque non è una signora pensione, possiamo dire che quello che verrà dopo per un sistema, una normativa che è già del 1995 e che porterà i suoi effetti ai nostri figli in particolare, il futuro non è assolutamente migliore. Anzi, io faccio un esempio molto semplice. Anche prima si parlava di importo soglia. Diciamo che adesso una donna, se ha 67 anni e ha 20 anni di contributi, può andare in pensione a 67 anni. Se la resa di questi contributi che ha versato è inferiore ai 600 euro, la donna può avere una integrazione fino a 600 euro. In questo si calcola anche il reddito del coniuge, però diciamo che c'è la possibilità. Il sistema al quale noi attualmente apparteniamo è un sistema di calcolo misto che ha ancora una sua componente retributiva. Per chi è un neoassicurato, ovvero non ha nessun contributo ante 95, e questi saranno i nostri figli e sono anche magari le persone che arrivano dai paesi stranieri che non hanno nessuna convenzione con l'Italia, ok? Nel caso in cui una persona non abbia nessun contributo ante il 1995, se a 67 anni il rendimento dei suoi contributi è inferiore ai 600 euro attuali, non è che gli danno un'integrazione, non gli danno proprio la pensione e deve aspettare finché o raggiunge questo requisito oppure arriva ai 71 anni, perché solo agli attuali 71 anni ti danno la pensione anche senza aver raggiunto l'importo soglia. Perciò dico, quello che ci si prospetta davanti, se mettiamo in conto che 20 anni nel retributivo avevano una resa, gli stessi 20 anni nel misto hanno una resa inferiore e nel contributivo sarà di circa il 40% inferiore rispetto al retributivo, dobbiamo pensare che ai nostri figli non diamo di sicuro un futuro roseo. In questo diciamo che ha una grossa importanza che i ragazzi, che sappiamo sono previdenti e non occorre lo dica io, però voglio ribadire l'importanza che i giovani si facciano una previdenza complementare. Ci sono le previdenze complementari di categoria legate all'azienda presso cui una persona lavora, sono gestiti a livello nazionale e sono divisi per settori. I metalmeccanici hanno il loro fondo, i chimici ne hanno un altro, gli artigiani ne hanno un altro e poi noi lo consigliamo perché a creare questo fondo, questo secondo pilastro, possiamo chiamarlo secondo pilastro perché voglio dire questo tipo di sistema aggiuntivo negli altri paesi europei esiste da sempre, perché se noi abbiamo un parente che ha lavorato in Francia, la complémentaire ce l'ha. La complémentaire non è nient'altro che un secondo pilastro rispetto al lavoro principale e anche lì diviso per categorie, chi ha fatto l'agricolo, chi ha fatto il minatore e via dicendo, no? Noi siamo un po' più, diciamo, arriviamo tardi su queste cose qua.
ma ci arriviamo con appunto il nuovo sistema, che è quello puramente contributivo. Dicevo che i fondi di categoria hanno diciamo, sono più interessanti rispetto ad altri fondi, poi qualcuno potrebbe anche diciamo, smentirmi, ma diciamo che nel fondo di categoria l'azienda per contratto è tenuta a versare una quota, perciò a formare la nostra, secondo pilastro, la nostra previdenza integrativa, noi avremo una quota defiscalizzata della nostra busta paga, il nostro TFR, e il datore di lavoro, ripeto, è tenuto ad aggiungere una quota, e questa piccola quota comunque con gli anni, posso dire, lo dico anche personalmente, con gli anni diventa anche interessante e consistente, ok? Tornando al discorso dell'inizio, di come il sistema cambi continuamente, certo. E quindi sia anche complicato per il lavoratore capire come andrà in pensione, con che modalità. E anche, diciamo, è complicato, devo dire che per noi uno degli aspetti più complicati è far capire ai genitori che quello che valeva per loro non ha lo stesso valore per i figli. Noi abbiamo molti genitori che vogliono regalare, qui esco dalle pensioni, sempre ambito pensionistico, vogliono regalare il riscatto di laurea ai figli. No, il meccanismo riscatto 4 anni, vado in pensione 4 anni prima, mi dispiace ma non è così. Nella maggior parte dei casi, con i lavori sempre più saltuari, con lavori sempre più discontinui e diversi tra di loro, è una normativa che è completamente diversa dal sistema misto o retributivo, non è un meccanismo automatico, quello di dire riscatto 4 anni, so che vado in pensione 4 anni prima. Questo automatismo, mi dispiace, va verificato perché potrebbe essere, ma teniamo conto che noi facciamo una ipoteca su un sistema che cambia di anno in anno e noi stiamo parlando di riscatti per avere un beneficio tra 40 anni. Cioè, è un pochettino complicata la cosa, ok? Sara, volevo tornare un attimo all'accenno che faceva prima sulla questione sanità. Lei diceva spesso è la prima problematica che presentano i pensionati che vengono ai nostri sportelli, quella più sentita probabilmente. Sì, e non solo poi dei pensionati, perché in realtà penso che sia una situazione un po' trasversale, nel senso che sicuramente la modalità che si ha oggi di fare investimenti nel pubblico e nello specifico nella sanità è diversa, a parità di valori, nel senso che se noi andiamo a confrontare i valori uno dice, perché poi ce la raccontano e sono bravi nel raccontarcela, perché ci dicono ma io ho messo più soldi, anche l'ultimo governo ci dice ma io ho destinato più soldi rispetto ai precedenti, guardate una volta veniva messo 8 miliardi, oggi vengono messi questi. È una modalità di racconto perché in realtà, come dicevamo prima, ma basta collegarlo con l'inizio, è cambiato il costo della vita, quindi tutti i costi si sono alzati e ovviamente si sono alzati anche i costi delle medicine. Lo vediamo quando andiamo in farmacia a comprare le medicine con la ricetta bianca, però insomma in generale i costi di tutta una serie di beni sono aumentati. Quindi in realtà a parità di valore o anche con qualche valore di più, noi ci troviamo in difficoltà a fare quelle che sono le spese necessarie per garantire un servizio pubblico sanitario che sia efficiente e efficace. Efficiente da un punto di vista che ci sia personale che venga pagato giustamente per il lavoro che viene fatto e che venga garantito appunto che questa efficienza sia garantita anche nei vari ospedali, nei vari territori. Efficace nel momento in cui la persona ha necessità di rivolgersi appunto alla sanità, che c'è la risposta adeguata. Ad oggi, ma non è una cosa che dice la CGIL e non è una cosa che non ci rendiamo conto, perché tutte le persone se ne rendono conto. Se voi andate all'ospedale pubblico, anche nella provincia di Treviso, andando all'ospedale trovate un sacco di strutture private nella vostra strada. Le strutture private stanno nascendo come funghi a fianco a quella pubblica, ma perché? Ma perché buona parte del personale si sta anche spostando nel privato per una questione di reddito. Poi parliamo di reddito in generale, ma tutti quanti se dovessero prendere di più per fare lo stesso lavoro è ovvio che scelgono il lavoro dove
prendono di più, quindi in realtà è una scelta anche abbastanza, io la giustifico anche nel senso che è comprensibile. Però dall'altra parte abbiamo, oltre al personale, abbiamo anche i servizi, tanto che adesso magari a molti di voi è successo che si rivolge con la ricetta del medico in ospedale e ti mandano nella struttura privata a fare l'esame piuttosto che. È diagnostica, certo, però rispetto in un'analisi che lo SPI analizza tutte le cose, tutti i dati, anche in un'analisi recente che abbiamo fatto ci stiamo accorgendo di come nella diagnostica stiano salendo l'investimento di risorse pubbliche per poi appaltare il servizio a un soggetto terzo privato. Quindi anche questa che è una direzione che si sta prendendo senza farne troppa pubblicità perché non te lo stanno dicendo di fatto, però ti mettono nelle condizioni di andare a fare diagnostica dal privato per poi magari andare a fare, perché poi il privato ha il medico e il medico di conseguenza ti segue lui, però poi ti porta a fare l'operazione del pubblico. Cioè, in questo meccanismo qua, mal gestito, sta succedendo che le persone, come lo dicevo prima, che hanno disponibilità economiche si stanno curando, le persone che non hanno disponibilità economiche stanno rinunciando alle cure. Dopo c'è la partita dei medici di base, c'è la partita, ci sono varie cose, ci vorrebbe veramente una puntata intera, una settimana intera di puntate di Antena 3 per andare ad analizzare tutte le questioni. Però la questione della sanità è nello specifico un argomento molto sentito. Ma dobbiamo fare un'operazione verità sulla questione della sanità, nel senso che a parte lamentarsi, a parte dire le cose che non funzionano, dobbiamo provare a costruire un sistema con il tessuto che abbiamo oggi, però a provare a costruirlo in un'ottica in cui non possiamo rinunciare al pubblico. Non possiamo rinunciare all'assistenza pubblica, perché nel momento in cui si rinuncia all'assistenza pubblica di un bene, cioè il fatto che tutti abbiano il diritto di curarsi, voi capite che non siamo più in un paese, in una repubblica democratica, ma siamo in un altro tipo di paese. Quindi in realtà anche qui noi suoniamo il campanello, segnaliamo l'allarme. Con la Regione Veneta nello specifico si parla molto di sanità, si parla molto di scelte che devono essere fatte. Da questo attuale, perché poi le regionali, certo, ci sarà l'anno prossimo le elezioni, quello che ci sarà, però è anche vero che la partita sanitaria è una partita regionale, si può dire quanto si vuole, a Roma non ci mandano i soldi, però è una scelta anche regionale, soprattutto nella gestione. Usciamo un attimo da quello che è il tema, Sara, di quest'oggi. Due cose che volevo affrontare con lei. Uno è l'atto, vuoi che fosse una bravata, fatto sta che insomma sulla cassetta della posta dell'Ampi di Treviso è apparsa questa bomba a mano finta. Il presidente che abbiamo intervistato ha detto: noi non ci facciamo intimorire, però certo, dice, vanno riunite tutte le forze democratiche per analizzare questo. La condanna politica è stata unanime, ma insomma sono piccole, grandi episodi, sappiamo anche quello che è accaduto alla sede della CGIL, insomma, che si aggiungono e che creano un clima di tensione che spaventa. Sì, sono segnali che vanno contestualizzati sicuramente, ma che non vanno sottovalutati. Nel senso che la CGIL di Treviso ovviamente ha espresso solidarietà all'Ampi come tutte le altre forze sociali e forze politiche del nostro territorio. Perché poi l'Ampi è un'istituzione, nel senso che rappresenta il passato e il presente del nostro territorio, ma non dobbiamo dimenticarci il valore che ha l'Ampi, l'associazione dell'Ampi e i valori che loro portano avanti nelle loro attività. Era una bomba a giocattolo, può essere stata una bravata, ma è una bravata pensata, mi viene da dire, perché se uno va in negozio, prende la bomba a giocattolo, decide di metterla sulla cassetta dell'Ampi, possono girarmela quanta che vogliono, lì c'è la volontà di dare un segnale. Magari pensando, diamo un segnale, però poi, come tutti gli altri segnali che vengono dati anche in altre occasioni, passano sotto traccia, perché una volta che è finito il momento di solidarietà
o che è finita la notizia, le persone si dimenticano. La verità è che stanno cambiando proprio le basi culturali del nostro paese e ci si sta dimenticando il valore delle cose. Questa è la cosa che ci sentiamo noi di dire, insomma, fermo restando che tutto quello che sta emergendo, anche le baby gang che distruggono beni pubblici, la situazione nelle scuole pubbliche, la situazione cioè la violenza sta prendendo spazio sicuramente in una situazione di tensione sociale, ma che dobbiamo in qualche modo gestire, dobbiamo prenderne atto e responsabilmente tutti i soggetti preposti, che siano le forze dell'ordine, ma che siano anche appunto gli amministratori comunali e quanti altri, insomma, bisogna iniziare anche ad intervenire, perché questi segnali vanno affrontati e soprattutto vanno pubblicizzati per quello che sono atti vandalistici, che sia distruzione di bene pubblico, che sia attentato alla sede dell'ANPI. Per me questo era un attentato come abbiamo avuto noi nelle nostre sedi della CGIL e come continuiamo ad avere, perché anche qua in provincia di Treviso ogni tanto compare qualche scritta sui muri delle nostre sedi. Ecco, non va bene perché si dà un segnale di debolezza di un sistema che deve avere delle regole, dobbiamo rispettarci un po' tutti, rispetto dei principi, degli ideali e soprattutto rispetto delle persone. Ecco, io credo che stiamo un po' perdendo questi valori e bisogna anche qui intervenire, perché le persone vanno protette, gli ideali vanno protetti e gli ideali hanno fatto il nostro territorio un paese importante, la storia non può essere dimenticata. E se certi soggetti pensano di poter fare ironia con determinati atteggiamenti, io ritengo che sia opportuno fargli capire che questa cosa non va bene e fargliela capire nella modalità in cui conosciamo, con rispetto delle regole, appunto. Troppo pochi secondi, ma a questo si aggancia l'evento del 25 luglio della pasta asciutta antifascista. Noi faremo delle pasta asciutte antifasciste, se ne è parlato nei giornali, ce ne saranno un paio, però insomma se guardiamo in Italia ce ne sono a miliardi, nel senso che tutti la fanno. È la ricorrenza appunto della famosa pasta asciutta antifascista fatta dai fratelli Cervi. Insomma, la data è abbastanza importante perché è l'80ennale, cioè quindi è anche un decennio. La pasta asciutta è una pasta semplice, non è di per sé la mangiata della pasta asciutta, ma il fatto di fare appunto questo segnale, mi viene da dire molto, anche visto quello che è successo, di collaborazione di persone che ci credono, che si siedono attorno a un tavolo per dare un'immagine di un paese che non vuole ritornare ad un passato che ci ha portato comunque a gravi conflitti, gravi lotte che vediamo anche oggi andare nel mondo, che succedono appunto nel mondo, ma soprattutto il rispetto di un ideale. L'Italia è un paese antifascista, insomma la scelta è stata fatta e noi continueremo a difendere quelli che sono i principi dell'antifascismo. Appuntamento quando e dove? L'appuntamento è alle 19:30, il 25 luglio, quindi questo venerdì. Avete ancora l'opportunità tramite il numero della CGIL, il centralino 0422 40 91, di prenotarvi. Lo faremo nella sede della CGIL e poi ci sarà comunque anche un'altra iniziativa lungo la Restera. Speriamo tutti che il tempo sia buono per tutti quanti. È ovvio che noi vi invitiamo a prenotarvi e a partecipare, a dare un segnale importante al nostro paese e al nostro territorio. Grazie a Sara Pasqualin, grazie a Lucia Celi, grazie a voi per averci seguito, grazie ad Alessandro Granziere e Mattia Pizzaia in regia. Io vi lascio al film Totò, il monaco di Monza. Grazie, buon pomeriggio.